È sotto un freddo e spento sole che si svolge la 18ª giornata di promozione Girone B. Allo stadio Negrotto Cambiaso si affrontano Serraricò e Moconesi. Gli ospiti, stabilmente in testa al girone sin dalla 9ª giornata, sono a caccia della 4ª vittoria consecutiva, che sarà possibile solo se la propria difesa riuscirà a contenere il proprio passivo, vero e proprio tallone d'Achille per gli uomini di Fappiano. I padroni di casa invece sono a un punto dalla zona playoff dopo aver sconfitto il Molassana nella scorsa giornata e cercheranno la vittoria per sorpassare proprio la squadra rosso-azzurra. Prima frazione con le due compagini molto chiuse che producono solamente azioni sterili, senza mai impensierire i rispettivi portieri. Al 25esimo la prima vera azione costruita potrebbe portare subito al vantaggio per gli ospiti, grazie a Mosto che, superata la difesa, buca la porta avversaria, ma l'assistente dell'arbitro è attento ed alza la bandierina. Altri 10 minuti a bassa intensità, unico sussulto giallo-blu su punizione. Brema trova Sardu lasciato solo, ma il giocatore classe 87 non riesce a trovare l'incornata vincente. 2 minuti dopo è il Moconesi a rendersi pericoloso in contropiede. Mosto con un bel filtrante serve Lac libero a lato della porta, ma l'attaccante dei Verdi scarica il tiro sul primo palo non inquadrando lo specchio. Si chiude qui un primo tempo scarno di azioni ma soprattutto di emozioni per i tifosi di tutte le età e di tutte le razze accorsi allo stadio. Negli spogliatoi i mister si fanno sentire, le due squadre alzano i ritmi di gioco. 57esimo Sardu riesce a recuperare palla su pressing e a servire Lobascio che, solo davanti al portiere, sbaglia il tiro. La partita finalmente si sblocca al 64esimo. Il piede educato di Termini trova il bomber moconesino Mosto in area che con un ottimo gesto tecnico tira al volo di prima intenzione spiazzando l'estremo difensore di casa. La capolista sembra essersi svegliata dopo un primo tempo da bella addormentata. La partita si infiamma dopo essersi sbloccata. I padroni di casa non ci stanno e dopo solo 2 minuti ritrovano il pareggio. Da un cross al centro Lobascio riesce a indirizzare bene il pallone battendo Raggio Garibaldi. Il centravanti porta 9 gol in questa stagione ma soprattutto porta la propria squadra a un pareggio fulmineo. 10 minuti dopo i gialloblu hanno la palla del sorpasso. Termini stoppa la palla con la testa ma una volta che la sfera gli arriva sui piedi non riesce a trovare il gol. Ultima azione in pieno recupero. Brema passa il pallone a Casanova che avrebbe l'occasione per il gol della vittoria. Il neoentrato però non se la sente di provare il tiro e cerca di servire il compagno. Il pallone però è facile preda del portiere. Termina la striscia positiva del Moconesi. Al Negrotto di Serraricò è 1-1.